Le carcasse dei cinghiali abbattuti nel territorio regionale possono essere destinate all'autoconsumo. Il via libera è arrivato dalla Direzione Prevenzione e Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione Veneto. Secondo queste nuove linee guida, anche i selecontrollori, ovvero quegli operatori autorizzati al prelievo dei cinghiali nell'ambito del piano di controllo, sono autorizzati al pari dei cacciatori a gestire la carcassa senza l'obbligo di conferirla ai macelli autorizzati ed evitando così tutti i costi dell'ispezione veterinaria. Insomma, una novità importante che nel Padovano interessa l'area del Parco Colli. Noi abbiamo già ottemperato a quelle che sono delle misure per l'abbattimento. Ora questo autoconsumo che si va a citare nuovo, noi non l'abbiamo introdotto all'interno del parco, però potremmo inserirlo. L'unico punto che ho un po' così di perplessità è solo la tutela della salute delle persone, perché qui andiamo con questo documento, autorizziamo un selecontrollore ad uccidere l'animale e portarlo a casa direttamente senza avere il controllo del veterinario oppure del macello stesso. I telecontrollori, specifica il presidente dell'ente Parco Colli, che in queste ore sta studiando le nuove disposizioni, effettuano già una prima ispezione degli organi dei cinghiali abbattuti per verificare eventuali patologie e poi gli animali vengono spediti ai macelli. La cosa più importante, alla luce di questa novità, è in primo luogo la salute e la sicurezza alimentare. Potrei dire che avrei anche un risparmio per quanto riguarda i colli urani, perché il cinghiale, l'animale non va più in macello e non ha più il controllo del veterinario. Però ripeto, dobbiamo verificare questa sicurezza che io credo sia la prima cosa da tenere in considerazione. Le USL della zona inoltre saranno coinvolte nella formazione dei selecontrollori e dei cacciatori nelle competenze relative all'igiene delle carni e alle malattie degli animali.